Imprenditori, artigiani, partite IVA, commercianti, è variegata la platea di chi è giunto a Padova per incontrare i vertici del nuovo centrodestra, variegata ma unanime nel dimostrare il proprio malcontento e nel presentare le richieste ad una classe politica che non può più rinviare le risposte. Il nostro mondo, il mondo del fare, non può più sopportare una tassazione fino ai livelli attuali. Io come piccolo imprenditore, come piccolo rappresentante della microindustria veneta, mi sento non bastonato, di più. Minor pressione fiscale, liquidità per le aziende, meno burocrazia, ammortizzatori sociali estesi anche a chi non è dipendente. Sono queste le richieste dal mondo dell'impresa, ma in platea ci sono anche molti amministratori locali strozzati dal patto di stabilità. Bisogna intervenire, lo continuiamo a dire, lo continuiamo a ripetere, perché noi non riusciamo a pagare le imprese che lavorano per i comuni e in questo modo andiamo ad accentuare il problema della liquidità di cui si parlava prima. E sono già diversi i sindaci del Veneto che hanno aderito al nuovo centrodestra. Tantissimi sindaci, un 150 sindaci, hanno aderito a questo nuovo movimento, sicché il Veneto diventa una delle regioni importanti e strategico per questo nuovo partito che è nato. Di certo, acuito da una crisi senza precedenti, è forte il malcontento che si leva dal Veneto ed un segnale preciso ai vertici del partito arriva dal capogruppo in Consiglio regionale, il bellunese Dario Bond, cui proprio non va giù l'emendamento alla legge di stabilità che favorisce le province di Trento e Bolzano. Ci fidiamo di Roma, ma i tempi ormai stanno per scadere. Un avviso elettorale ad Alfano, quello lanciato da Bond, perché i voti, dice il capogruppo, non sono scontati e bisogna conquistarli uno ad uno. Non solo convince i consiglieri regionali e deputati, ma convince la massa che siamo sulla strada giusta. Un partito di moderati è un partito tranquillo, ma può arrabbiarsi anche quello. E la risposta a distanza arriva da Marino Zorzato. La sfida è, vediamo se i nostri problemi trovano attenzione. Non era così nel passato, ci siamo stancati. Abbiamo voglia di lavorare, qua ci sono 150 sindaci che sono in prima fila, la voglia è di invertire. Ci è stato garantito che così sarà, verificheremo nel tempo se così sarà.